Sull'Intercity Livorno-Milano giunto a destinazione con 4 ore di ritardo, c'erano molti turisti che hanno perso l'aereo, la testimonianza di uno dei viaggiatori. I sindacati chiedono chiarezza a Trenitalia sulla situazione. Salta la pubblicazione in Gazzetta l'insegnamento dell'educazione civica slitta all'anno scolastico 2020-2021. È una delle conseguenze del caos di governo. Le scuole del Tigullio provano a sopperire a questo vuoto. San Massimo festeggiato nell'omonima frazione di Rapallo, richiamata l'attualità del santo, esempio luminoso nell'accoglienza e nella solidarietà verso i più deboli. L'anniversario dello sbarco sulla Luna, l'idea vincente, alla gara dei Castelli di Sabbia arriva a Trigoso, 18 squadre partecipanti per la competizione inserita nei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque i sindacati chiedono chiarezza a Trenitalia sulla soppressione dei convogli che si è registrata lo scorso 16 di agosto e sulla manutenzione dei treni anche alla luce di quanto è accaduto nella giornata di ieri. Abbiamo intervistato una persona che si trovava sull'Intercity che ha raggiunto Milano con 4 ore di ritardo dopo aver rotto per 2 volte il locomotore. La cancellazione di 23 treni in uno dei giorni più turistici dell'anno, il 16 agosto scorso, per Trenitalia è dovuta alla momentanea e non prevedibile indisponibilità di risorse tra il personale di bordo. Per i sindacati la verità è un'altra. L'azienda avrebbe spostato il personale dalle linee della Liguria a quelle del Piemonte. Lo scrivono nella lettera inviata ai vertici aziendali, accusati di non aver pensato per tempo ad una corretta programmazione che tenesse conto delle ferie estive dei lavoratori. Il brutto della questione è che Trenitalia ha scaricato la responsabilità sull'utilizzo delle leggi sociali da parte del personale, mentre invece non è assolutamente vero, ma è stata una mancata programmazione già denunciata da tempo da tutte le organizzazioni sindacali. C'è poi la questione dei convogli e dei materiali, spesso troppo vecchi, si parla anche di vagoni di 30 anni riadattati, ma che continuano a dare problemi. Il rincaro dei biglietti dunque non va di pari passo con la manutenzione dei treni. Il problema lì è legato soprattutto alla vetustà dei materiali che vengono utilizzati e che naturalmente, essendo vecchi, sono più soggetti a guasti e quindi a creare dei disservizi. Ieri sull'Intercity Livorno-Milano Centrale, giunto con 4 ore di ritardo per aver rotto 2 volte il locomotore, c'era un abitué del Tigullio, Agostino Fornaroli, che punta il dito sull'inaffidabilità dei treni e non solo. L'Intercity di ieri era un vecchio Intercity riverniciato, con 2 locomotori, uno in testa e uno in coda, carenati, tra virgolette, finti, che diventeranno frecce bianche e probabilmente aumenteranno il prezzo del biglietto. Ciò indispettisce chi lascia ferma l'auto per usare il treno. Il viaggio di ieri è stata una vera odissea, conferma Fornaroli, con tanti problemi per i viaggiatori, molti dei quali turisti. Essendo salito a Chiavari alle 8:24 c'erano molti turisti, anzi la maggior parte, gente che aveva l'aereo. Aerei low cost, che quindi non potevano cambiare biglietti. Vediamo un attimo la situazione in tempo reale. Allora, per quanto riguarda il traffico ferroviario, dal sito Viaggiatreno vediamo che ci sono stati nuovi problemi questa mattina sulla linea Genova-Ventimiglia. Attorno alle 9:10 il traffico è tornato regolare, i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 44 minuti. La situazione in questo momento, ci sono ancora alcuni ritardi, sempre per quanto riguarda le tratte che riguardano il nostro territorio, ritardi che si aggirano attorno ai 17-18 minuti. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in via Cafaro sulle alture di Serra Riccò per un incendio in un appartamento. Nelle fasi di spegnimento del rogo all'interno dell'abitazione al piano terreno di una villetta di 3 piani è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo di 90 anni. La moglie era invece riuscita a mettersi in salvo. Sulle cause sta indagando la polizia giudiziaria. Sia l'appartamento al piano terreno che quello al primo piano attualmente risultano inagibili. Tra poche settimane inizierà il nuovo anno scolastico. L'attuale crisi di governo non ancora dichiarata, ma che potrebbe essere ufficializzata proprio nella giornata di oggi, colpisce in queste ore proprio il mondo della scuola. L'insegnamento dell'educazione civica infatti slitta all'anno scolastico successivo, dunque all'anno scolastico 2020-2021. Il tema viene affrontato in questi giorni anche nelle scuole del Tigullio.
È l'educazione civica la prima vittima del caos di governo. In questa situazione di stallo, nei corridoi del Parlamento si è persa la legge 1264 sull'insegnamento dell'educazione civica a scuola, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 1 agosto, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La materia avrebbe dovuto essere introdotta a decorrere dal 1 settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge. Per far sì che partisse nell'anno 2019-20, la pubblicazione doveva avvenire in Gazzetta entro il 16 agosto. Così l'entrata in vigore sarebbe caduta entro il 31 di questo mese e quindi l'anno successivo sarebbe stato il 2019-20. Tuttavia, questa pubblicazione non c'è ancora stata, quindi giocoforza l'entrata in vigore sarà dopo il 1 settembre di quest'anno, già nel nuovo anno scolastico. Di conseguenza, l'anno di scuola successivo all'entrata in vigore della legge sarà il 2020-2021. Si perde così un anno di educazione civica nelle scuole, un voto significativo per il mondo di oggi e il futuro dei ragazzi. Del tema si parla anche nelle scuole del nostro Tigullio. Sicuramente è un'occasione che si fa ritardare dal punto di vista della comunità educativa degli studenti. È anche vero che le scuole si stanno attivando per sopperire un attimino a questo vulnus, a questo vuoto, e andremo avanti con le nostre forze. Perché oggi è importante insegnare l'educazione civica ai ragazzi? Ma è importante perché abbiamo parecchie derive dall'una e dall'altra parte, per cui la gente magari non comprende che il tema dell'immigrazione non è semplice, ma è estremamente complesso, però bisogna dare possibilità a tutti i ragazzi di interagire e di integrarsi. Dall'altra abbiamo il doveroso rispetto delle istituzioni che non sempre viene percepito. A Sestri Levante termineranno a breve i lavori di riqualificazione energetica del campo sportivo Andersen, gestito dalla squadra del Riva Samba, sia per quanto riguarda il campo a 11 giocatori che per il campo a 7. L'intervento consiste nell'installazione di 24 proiettori sulle torri faro esistenti e di 12 proiettori per il campo a 7. Grazie all'utilizzo della tecnologia LED sarà possibile contenere l'impegno di potenza al 50%. Questo tipo di illuminazione contribuisce alla riduzione dell'inquinamento, senza emissione di raggi UV che attirano gli insetti e utile alla riduzione della CO2. La luce a LED infine migliora la qualità percepita dei colori e contribuisce dunque ad una migliore percezione visiva. L'importo complessivo degli interventi, che termineranno a metà settembre, ammonta a circa 60.000 euro. Nei prossimi mesi inoltre sarà definita la sostituzione del terreno di gioco con il manto in erba sintetica. Nella frazione di San Massimo a Rapallo è stato celebrato il patrono che dà nome al paese e alla parrocchia. La ricorrenza richiama i fedeli della piccola frazione e anche coloro che trascorrono in questa località un periodo di villeggiatura. Ogni anno le celebrazioni, grazie al lavoro del Comitato dei Volontari, hanno un risvolto di solidarietà. È la figura di un santo evangelizzatore aperto all'accoglienza, quella che dà il nome alla piccola frazione di San Massimo a Rapallo, un santo che nelle sue gesta sembra essere già proiettato nel futuro e il cui messaggio risulta quanto mai attuale. La comunità ogni anno si raduna per festeggiarlo, le celebrazioni sono state guidate da Don Pino Carpi, rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Quando sono arrivati i barbari, la gente scappava da Torino e lui dice: ma come? Scappate adesso che c'è proprio il momento di fare testimonianza, e è riuscito ad arginare un po'. San Massimo si è adoperato perché la gente di Torino diventasse accogliente verso quelli che arrivavano, mostrando un volto umano. La frazione rappallese è piccola, ma custodisce una devozione forte per il titolare della parrocchia. Proprio sull'attualità del messaggio di San Massimo si è basato il cammino preparatorio. Nel clima di odio e di violenza in cui viviamo, San Massimo ci dice che dobbiamo essere per gli altri. Si è preso in mano l'organizzazione di tutta la comunità cristiana senza escludere gli altri, senza escludere quelli che non erano cristiani, e nel IV secolo ha organizzato la prima forma di solidarietà, di assistenza, di caritas, oggi diremo di caritas.
Ogni anno per la festa patronale la località rapallese si rigenera richiamando residenti e villeggianti. Il Comitato San Massimo affianca alle celebrazioni religiose i festeggiamenti civili improntati alla solidarietà. Uno dei due scopi che ha il nostro comitato è l'aggregazione, che magari con tutti gli impegni che abbiamo tutti i giorni non ci si vede mai, e il secondo è quello di fare della beneficenza a chi ne ha di bisogno. A San Bartolomeo della Ginestra, a Sestri Levante, entra nel vivo il cammino di preparazione alla festa del santo titolare. Domani sera alle 21 in piazza Clivio Ghio sarà celebrata la messa dei pescatori. Venerdì, vigilia della festa, le sante messe saranno alle 18 e alle 21. Sabato, memoria di San Bartolomeo Apostolo, alle 11 la Santa Messa presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. Come ogni anno le celebrazioni religiose sono affiancate da un ricco calendario di iniziative ludiche e culturali. Una di queste, particolarmente partecipata, è la gara di castelli di sabbia sulla spiaggia di Ponente. Si possono lanciare messaggi importanti anche attraverso una semplice gara di castelli di sabbia in spiaggia in una domenica di fine agosto. Così, da oltre 30 anni nel cammino di preparazione alla festa patronale, la parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante propone la simpatica sfida. I partecipanti nell'edizione 2019 sono stati da record. Sì, 18 castelli, è stato il numero record della festa di San Bartolomeo, della gara dei castelli di sabbia. Non c'è solo ragazzi del posto, della parrocchia, ma sono tantissimi persone, villeggianti che vengono un po' da tutte le parti, che sono qui in vacanza nei nostri posti. La fantasia non è mancata, ricorrente il messaggio ecologista senza trascurare l'attualità delle migrazioni, il richiamo a personaggi dei cartoni animati al lavoro dei campi estivi. L'idea vincente è legata all'anniversario dello sbarco sulla Luna. Le notizie sono arrivate in TV un po' da tutte le parti e mi è venuta l'idea di fare qualcosa sulla Luna. Piano piano abbiamo sviluppato tante idee, però quella che ha scelto l'idea vincente è stata Mara. Abbiamo pensato insieme alla Dani, ieri a mezzanotte e mezza ci siamo incontrate, come costruirla e realizzarla, ci siamo mandati qualche disegno tramite telefono e alla fine abbiamo realizzato il progetto. Secondi classificati ex aequo la bambina sbranata dallo squalo e la tartaruga strozzata dalla plastica. Terzo posto per il dromedario le specialità liguri. Abbiamo voluto rappresentare innanzitutto la focaccia, poi un mortaio con del pesto e un canestrello. Invece nella parte alta si trova una padella con un'acciuga dentro. L'anno scorso abbiamo fatto un coccodrillo e quest'anno volevamo un po' cambiare, allora abbiamo guardato su internet e abbiamo deciso quello perché ci piaceva. Per la comunità parrocchiale sestrese un momento gioioso di aggregazione. Vedete che tutti sono coinvolti. Non sono i nostri ragazzi, anche da altre parti, altre parrocchie che tutti sono coinvolti, quindi un bel segno di aggregazione e di accoglienza. Con il patrocinio dei comuni di Chiavari e di Bedonia, dell'Ampi di Chiavari, nonché della diocesi di Chiavari, si è svolta a Bedonia, nei locali del seminario vescovile, la commemorazione di 2 sacerdoti vittime delle truppe nazifasciste, Don Giuseppe Borea e Don Giovanni Bobbio. La giornata si è articolata su 2 momenti, un convegno e la celebrazione della messa. Qual è l'aspetto più significativo ancora oggi della figura di questo sacerdote chiavarese? Direi che gli aspetti sono diversi, certamente il fatto che Don Bobbio si sia speso durante gli anni della guerra di liberazione per una conciliazione tra italiani in guerra, tra le parti belligeranti, che è anche l'aspetto che lo ha condotto poi alla morte, è sicuramente un aspetto, un messaggio di pace che rimane a noi, così come rimane a noi la sua testimonianza in punto di morte, il suo benedire il plotone di esecuzione, il pregare per chi lo stava uccidendo, che è un messaggio di cristiano di grande valore e attualità. Qual è stato il ruolo anche dei cattolici nella Resistenza?
Ecco, io posso parlare del ruolo dei cattolici che hanno operato nell'ambito del nostro territorio, che coinvolgeva le diocesi di Parma e Piacenza. La diocesi di Piacenza, come ben sapete, comprende molti comuni del Parmense e qui addirittura vi fu un vicario generale che istituì il ruolo di confessore dei partigiani. 12 sacerdoti vennero avvicinati ai partigiani per poterli assistere. Oggi è diceria che i cattolici non hanno avuto un ruolo determinante, ma nel Parmense su 24 brigate partigiane 12 erano guidate da cattolici, e abbiamo avuto degli esempi di eroismo che sono noti in tutta la nazione e vengono additati di cattolici al servizio della Resistenza. Il 29 agosto si celebra la memoria liturgica dell'apparizione di Maria sul Monte Figogna. In occasione della solennità di Nostra Signora della Guardia, ATP intensificherà il servizio verso il santuario che sorge sopra Genova e verso il santuario di Velva. Per Ceranesi le corse partiranno dalla metropolitana di Brin e transiteranno a Bolzaneto. Per raggiungere il santuario di Velva verrà intensificato il servizio ordinario di linea con partenza dalla stazione ferroviaria di Sestri Levante. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola vite sospese in mare tra tragedie e speranze, ha segnalato un altro naufragio, le vittime potrebbero essere 100, ancora incerto il destino della Open Arms, aperta l'opzione Spagna. Il giorno di Conte, oggi il Premier va al Senato, nuovi segnali di una possibile intesa tra Movimento 5 Stelle e PD, ma Di Maio dice mai con Renzi, Salvini si trova isolato, la crisi annunciata al passaggio decisivo. Ritardo per la legge, l'educazione civica slitta di un anno, un giallo sul motivo. E poi ancora da Avvenire di oggi, la svolta dei big negli Stati Uniti, personale, ambiente e l'economia sostenibile, nel Sud Sudan il missionario e i bimbi abbandonati in strada. E oggi Avvenire presenta un grande spazio anche per il meeting di Rimini. Il meeting 2019 punta tutto sulle relazioni e sul dialogo e in particolare le parole del cardinale, presidente della CEI Bassetti, nell'incontro con i giovani al meeting di Rimini. Ragazzi, la speranza vi salverà. Per l'emergenza educativa Bassetti appunto dice c'è una ricetta, relazioni e testimoni più che maestri da recuperare, spendete i vostri talenti prendendovi per mano. Andiamo invece al secolo XIX che titola Crisi di governo, ipotesi di Conte bis in attesa del patto tra Movimento 5 Stelle e PD, il commento di Marco Zatterin, le Idi di ottobre di Bruxelles. E poi il doppio guasto sull'Intercity Genova-Milano, passeggeri in rivolta, aggredito il capotreno e le polemiche, tutti contro Trenitalia, alla Regione è possibile annullare il contratto. Da Rapallo i ragazzi del Liceti a Dubai per la sfida mondiale di robotica. Invece la focaccia di Recco sbarca su Yahoo, il grande portale che ha 50 milioni di click. E poi ancora Libia, allarme naufragio, si temono 100 morti, assemblea dei soci Carige fissata il 20 settembre, Volpi può essere decisivo. Reddito di cittadinanza per 38.000 liguri, andiamo all'interno appunto del secolo XIX, reddito 38.000 assegni al mese, record di domande accolte, alla Liguria il primato del nord-ovest con una cifra media di 444 euro, Imperia la provincia più premiata, mentre invece nel Levante sono poco più di 1 migliaio, secondo CGIL, CISL e UIL, le regole per riceverlo sono troppo restrittive, attesa per le chiamate dai centri per l'impiego. E ancora dal secolo XIX di oggi, Ponte, la prevenzione va a singhiozzo, in via Betti a Rapallo nessun intervento, il sindaco aveva segnalato la struttura autostrade, vediamo alcuni particolari dei piloni che sorreggono questo viadotto. E poi autostrade appunto non si è ancora fatta sentire. A Chiavari invece c'è il nuovo progetto per il Ponte della Maddalena, Sestri consolida il Balbi. Ruba il cellulare di un cliente in un bar di Chiavari, ma viene bloccato poco dopo dai carabinieri. L'uomo di 49 anni con precedenti è stato trovato in possesso della refurtiva e arrestato per furto aggravato. Altri aggiornamenti di cronaca dalla redazione, dove oggi per noi c'è Maurizio Garreffa.
Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Ancora a cronaca, 5 persone denunciate dai carabinieri di Santa Margherita Ligure durante un servizio di controllo effettuato dalle pattuglie di Santa, Camogli e Recco. Le persone denunciate sono un 76enne, titolare di un hotel a Camogli, e un 44enne, legale rappresentante di una società titolare di un appartamento adibito a uso turistico. Entrambi hanno dato alloggio nelle loro strutture a più persone nel periodo luglio e agosto, omettendo però di comunicare l'identità appunto delle persone alloggiate. Nei guai poi un 37enne straniero già pregiudicato e sottoposto a controllo, risultato inottemperante all'ordine del questore di Massa, e 2 giovani, un 25enne e un 20enne stranieri, che su un tratto di spiaggia libera si sono impossessati di uno zaino con all'interno 200 euro, 30 franchi svizzeri e un telefono cellulare di proprietà di un 28enne ucraino. I 2 fermati dai carabinieri sono stati trovati in possesso anche di un altro telefono cellulare risultato rubato. Nel loro caso la denuncia è stata per ricettazione e furto in concorso. È tutto, a te Emanuela. Grazie, e terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che come sempre la prossima va in onda alle 19:15. Vi ricordo anche che trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.